È ancora ricoverata in prognosi riservata la quindicenne del veneziano che nel pomeriggio di martedì si è gettata dal terrazzo del quarto piano del condominio dove abita con la famiglia. Ha subito forti traumi, diverse fratture per la caduta, ma è miracolosamente ancora viva e non sarebbe in pericolo di vita. Ad assistere alla drammatica scena anche il padre, insieme a un gruppo di passanti e alcuni condomini che hanno immediatamente dato l'allarme chiamando i soccorsi. Ad attutire l'impatto della ragazzina, infatti il materassone gonfiabile dei vigili del fuoco, seppur parzialmente pieno d'aria, visto che il tutto è avvenuto nell'arco di pochi istanti, dramma fortunatamente sventato e che mette in evidenza il susseguirsi di episodi di cronaca di questa natura, con protagonisti sempre più adolescenti. Ecco perché, secondo l'esperto, Il funzionamento cognitivo non è assolutamente compromesso, sono tutte ragazzine che funzionano bene, molto bene dal punto di vista del funzionamento scolastico, ma vengono colte da un'ansia sociale molto intensa, tanto da non permettergli di alzarsi dal letto e di andare a scuola. Quando ci sono le prime avvisaglie di queste espressioni di malessere, l'adulto, anche se non riesce ad avere un contatto, deve avere una chiave di lettura adeguata in modo da potersi riferire a un professionista di riferimento che è in grado di avere quei codici per dare un senso al malessere.